Il Padova è partito da parecchie squadre del nostro territorio in Serie B, perché Padova in definitiva non ha giocato, e mentre noi siamo qui per parlare della vittoria del Cittadella, ci ha gelato. Bene, allora per parlare della vittoria del Cittadella. Guarda che ha perso Giorgio, non ha vinto. Della sconfitta del Cittadella, scusatemi solo perché siamo partiti senza l'audio, sono in confusione, chiedo scusa della sconfitta purtroppo del Cittadella, però della partita che Paolo affronterà sabato prossimo a Frosinone, e poi martedì, e poi praticamente giocherà 5 partite davvero in poco tempo. Vabbè, ne parleremo assieme a Antonio Mazzagatti, sto riprendendomi. Sì, Antonio, buonasera, grazie di essere con noi. Prego. L'avvocato Diego Bonavina, grazie di essere ritornato. Ciao, bello, che bello pimpante che sei. Grazie Giorgio. Fulvio Simonini, buonasera. Un po' meno ha avuto una brutta giornatina. Buongiorno anche al mister, buonasera al mister del Paolo, Carlo Sabatini. Ciao Carlo. Buonasera a tutti. Stefano Edel. Buonasera a tutti. Ho fatto una peggio di quell'altra stasera. Ivano Ricci, ho fatto per farvi sorridere, visto che anche tu non è che avevi una serata di quelle migliori. No. Cosa c'è Diego? No, perché hai detto stasera, non è che le altre sere vada molto meglio. Però. Ecco, inizia proprio così bene. Allora, in redazione saluto Elisabetta Corazza che attende le vostre telefonate, i vostri messaggi. Mi raccomando, telefonate, mandatene moltissimi messaggi perché siano tutti corretti. Saluto Eleonora che gli devo passare il microfono. Certo. Buonasera Giorgio e buonasera ai nostri ospiti, e un saluto speciale a tutti i nostri telespettatori che ci seguono da casa, a cui ricordo i numeri per mandare i vostri sms al 392 666 0099, mentre riceveremo le vostre telefonate allo 049 848 1998, e saremo lieti di leggere le vostre email che invierete all'indirizzo calcioinchiaro@telechiara.it. Un bacio, omaci steurimasu. Vi aspettiamo. Ecco, aspetta, perché non ho capito cosa voleva dire. Non abbiamo i due microfoni, dunque per forza di cose dobbiamo passarli. Sicuramente dopo la pubblicità sistemeremo il tutto quanto. Cosa volevo dire Eleonora in giapponese, perché tu studi giapponese? Omaci steurimasu, vi aspetto. Ah, vi aspetto. Tu lo sapevi Antonio Mazzagatti? No, assolutamente. Come mai non lo sapevi? Perché io non so il giapponese, per cui... No, perché Diego lo sa, credo, presumo tu sappia Diego un po' di giapponese, vero? Diego Bonavita, sei giapponese o no? No, non lo so. Non ti è mai venuto, perché sorridi? Anche l'aramaico sa lui. Anche quello lì, cioè dovresti, sicuramente... Anche te? No, io non lo so proprio, faccio fatica con l'italiano. Lascia perdere, non sai neanche l'italiano. Esatto, dunque è meglio ritornare nei nostri passi. E sono diventati tutti professori, Stefano, di là. Sono diventati tutti di quei professori che tu non hai la più pallida idea. Allora Ivano Ricci, dove iniziamo? Ah, grazie che cominciate da me. Dove cominciamo? Io sono emozionato, sai che ho il mister vicino e quindi... Sei emozionato? Sì, per fortuna mi fa riprendere da una giornata un po' particolare, quindi... E vuoi fare la prima domanda allora? Guarda, mi interessava sapere sinceramente le condizioni di Verricchio. Subito, di brutto proprio. È una domanda. Le condizioni fisiche? Sì, fisiche, ovvio. No, pensavo anche un po' quelle... il problema suo. No, economiche no, pensavo che quelle, come si dice, di... No, le condizioni fisiche di Verricchio, mi interessava condizioni sapere... fisiche di Verricchio, subito la risposta Carlo. No, niente, il suo recupero è andato fino a oggi benissimo, oggi è stato reinserito in gruppo, ha fatto tutto l'allenamento bene, gli ultimi 10 minuti della partitina però ha avuto un piccolo risentimento al ginocchio, gli si è gonfiato leggermente, quindi non la caviglia che ha curato, ma il ginocchio che era lo stesso che comunque era stato colpito durante la partita con il Cittadella. E quindi domattina valutiamo, vediamo. Però ha avuto questo problemino proprio sul finale dell'allenamento che, ripeto, ha fatto per intero e anche bene. Invece l'altra te la faccio io, visto che lui è un po' anche arrabbiato con la società perché è stato messo sul mercato su insaputa. Com'è la situazione? Vi siete chiariti? È una cosa che è passata? Io non posso ovviamente parlare per Verricchio. Dico che se anche ci fossero dei problemi, chiaramente li chiariamo fra di noi. Perfetto, è stato chiaro. Stefano, vuoi aggiungere qualcosa su questo? Ha detto tutto, Carlo. Ha detto tutto. Mi pare che sia estremamente sintetico, ma è efficace nella sua sintesi.
efficace. Altre domande al mister da fare, Ivano Ricci? Ma il mister è da fare, intanto facciamo un augurio più che altro di poter ripetere a Frosinone, visto che andiamo ad affrontare la prima della classe, la partita con lo stesso entusiasmo, grinta e voglia che abbiamo affrontato la Reggina. Con la Reggina abbiamo ottenuto un risultato un pochino inaspettato, più che altro per la prestazione, che è stata una grandissima prestazione del Padova. Speriamo di poter rivedere il Padova con la stessa voglia, vista anche la pausa dei 15 giorni, che non sempre una pausa di 15 giorni fa bene alle squadre, no? Allora volevo sapere se il gruppo era carico, forte, motivato. No, intanto ti ringrazio per l'augurio, naturalmente. No, la squadra è serena, tranquilla in questo momento e di sicuro andiamo con la volontà di ripetere la stessa prestazione. Sotto l'aspetto della determinazione non ci sono problemi, questa è una squadra che ha sempre dato sotto questo aspetto, quindi sotto quell'aspetto lì siamo tranquilli. Quindi andremo a fare la nostra partita perché riteniamo che il Frosinone sia un'ottima squadra, lo ha dimostrato in questo inizio del campionato, ma assolutamente comunque una squadra alla nostra portata. Potete fare tutte le domande del caso, cioè Diego Bonavino, non ha risposto alla domanda di Ivano, cioè secondo me essere partiti così bene, forse questi 15 giorni possono creare qualche problema? No, è possibile, Fulvio, tu lo sai meglio di me da giocatore che queste pause non sono mai bene accette quando si è in un momento felice, però cosa possiamo fare? Noi ci siamo preparati al meglio, abbiamo caricato un po' di più questa settimana tenendo conto che per 15 giorni non potremo più lavorare, almeno sotto l'aspetto fisico, sicuramente non potremo andare a fare più carichi di lavoro, quindi abbiamo accettato questa sosta a nostro malgrado e niente, vediamo, non si può prevedere prima, vediamo sabato come staremo, io mi auguro bene. Al di là del fatto che i panni sporchi vengono lavati sicuramente in casa, ma come pensate di gestire i giocatori che attualmente adesso sono fuori rosa? Pensi che possono creare dei Ricordiamo, problemi? sono due, sono Baù e Mazzocco. E Mazzocco, sì. Premesso che comunque queste situazioni mi creano personalmente sempre dispiacere, come ho detto in più di una circostanza, non sono di quegli allenatori che dice fuori vado dritto per la mia strada, non me ne frega niente, però sono situazioni che avevamo già chiarito con i ragazzi prima all'inizio della preparazione. Per determinati motivi, soprattutto per quel che riguarda Baù, con il modulo purtroppo non riesco a integrarlo in questa squadra, per cui ero stato abbastanza chiaro, era anche la società con lui, che era meglio per lui trovare un'altra sistemazione. Questo non è avvenuto, quindi i ragazzi restano fuori rosa. Ecco, direi tutta la stessa domanda che poi ho fatto a De Franceschi oggi in radio, caro Sabatini. È stata una ripicca lasciare fuori Baù, io te l'avevo fare Baù e Mazzocco, invece che col torneo giovanile, cioè, oppure è stata solo esclusivamente una scelta tecnica? No, è una scelta tecnica, perché comunque sappiamo che Eder Baù in questo modo, in questo momento, difficilmente, è quasi impossibile che trovi spazio, quindi preferiamo non creare situazioni equivoche e questa è stata la scelta. Io credo che adesso, parlando invece della partita, il fatto di andare a Frosinone sabato, poi di avere martedì Piacenza, poi di questi 5 impegni 3 in casa, possa anche essere il primo vero esame di maturità di questa squadra, forse anche il secondo, perché il primo l'ha già superato a Reggio Calabria, ma non sia del tutto negativo anche il fatto che partiate subito contro la prima in classifica, cioè è un impegno che automaticamente crea gli stimoli migliori per potersi presentare come a Reggio Calabria determinati, senza avere nulla da perdere ma tutto da guadagnare, e giocando una partita con le caratteristiche che a mio modo di vedere già a Reggio avevate espresso in maniera convincente, o no? No, è vero, ma io direi che per noi ogni partita rappresenta un grande stimolo, quindi
Frosinone lo sarebbe stata in ogni caso una partita per noi molto stimolante. Ripeto, adesso il fatto che è rimasta sola prima in classifica, in testa alla classifica, ci darà sicuramente un ulteriore stimolo. Ed è anche una squadra che ci piace affrontare, è una squadra che gioca bene a calcio, sono pieni di entusiasmo, ma d'altronde lo siamo anche noi e quindi giocheremo ad armi pari. Anche se potrebbero mettervi in difficoltà in mezzo al campo, Carlo, loro. Ma io penso che più che in mezzo al campo ci potrebbero mettere in difficoltà sugli esterni, dato che loro spingono, alzano molto i due terzini. Potreste avere dei problemi proprio in mezzo? Beh, insomma, in mezzo penso che noi, almeno potenzialmente, abbiamo la superiorità numerica. Questo sarà compito mio, cercare di trovare eventuali rimedi a questa ipotetica superiorità che hanno loro sulle fasce laterali. Diego? Carlo, io volevo chiederti questo, visto che hai tirato fuori un po' tu questo argomento, che è quello che mi interessa di più da quando avete cominciato tu e la società a costruire questa squadra. Premesso che è una squadra che mi piace, perché mi piace, è costruita secondo me con grande raziocinio e grande equilibrio, l'unico limite che io noto in questa squadra, ma su questo è la domanda che ti voglio fare perché tu ovviamente conosci meglio i giocatori che hai a disposizione, è proprio che secondo me questa squadra in questo momento come è costruita è un po' ancorata al modulo che hai, cioè il fatto di far giocare le due punte, di far giocare il trequartista e di far giocare il centrocampo, che ovviamente cambiando gli uomini, però con il centrocampo a tre sostanzialmente. E questo secondo me forse il fatto di non poter in corso di partita o la domenica successiva dopo una squalifica di un giocatore importante o un infortunio che speriamo non avverrà mai, forse questo è l'unico limite che io trovo in questa squadra. E lo tiro fuori questo argomento proprio perché hai detto il discorso di Bau, che essendo un esterno non ti può dare in questo momento, nel modulo che tu stai adottando, quello che un altro giocatore potrebbe darti. Non lo so se tu in squadra hai la possibilità di effettivamente cambiare questo tipo di modulo, e questa è la domanda che io ti faccio. No, noi possiamo eventualmente cambiare le caratteristiche dei giocatori che vanno a comporre questo rombo, eventualmente possiamo mettere un trequartista più centrocampista con caratteristiche diverse. Quindi qualcosina possiamo fare. Ti manchino proprio due esterni. Ecco, no, poi a Reggio Calabria gli ultimi 10 minuti siamo passati a un 4-4-2, quindi in qualche circostanza possiamo adattare qualche giocatore sull'esterno. Però tu capisci che è un 4-4-2 un po' adattato e un po' probabilmente difensivo, non un 4-4-2 probabilmente portato ad attaccare come una volta per esempio, ma era categoria diversa ovviamente, facevi giocare... No, ma noi quando dovremo attaccare utilizzeremo il rombo, ecco, quindi, voglio dire, è anche il 4-3-3. Perfetto, è una scelta, voglio dire, proprio ben mirata. Ecco. Beh, poi sai, trovare un giocatore, magari si poteva pensare di trovare un giocatore che sappia far bene sia la fascia che l'interno, ma non è così facile, quindi... E poi voglio dare certezze e sicurezze ai miei giocatori, puntiamo decisamente su quel modulo e con quello andiamo avanti. Fate domande che volete, ci arrivano messaggi, ovviamente avete letto quello di Bau, Carlo, che diceva uno che tu vuoi cambiare modulo, dipende appunto dai giocatori che vuoi impiegare, dunque non cambi modulo e non fai giocare Bau per quel motivo, ma ovviamente ognuno può scrivere quello che vuole. Poi c'è un altro, Stefano, che ti chiede sulla giunta, dunque potete rispondere, potete fare quello che volete, la partita non si è giocata. Per me possono fischiare chi vogliono, l'importante è che non offendano. Cioè, possono fischiare, contestare, è un diritto sacrosanto, siamo in democrazia. No, piuttosto io volevo tornare un attimino sul discorso di Varricchio, perché secondo me dal punto di vista psicologico lui ha sicuramente non ha gradito questa situazione che si è creata negli ultimi giorni, nelle ultime ore di mercato, nell'ultimo giorno, però io vorrei dire una cosa, anche perché credo che sia la costante che si è ripetuta anche in altre realtà. Sino all'ultimo giorno di mercato il Modena aveva un giocatore come Sasà Bruno che era sul mercato, aveva fissato un prezzo, 1 milione di euro per la cessione, e quindi Bruno, pur essendo un intoccabile a Modena, era sul mercato. Altri giocatori, Moscardelli a Piacenza è stato anche lui sul mercato a lungo, eppure oggi è titolare nel Piacenza. Cioè, voglio dire, nessuno, tutti sono necessari ma nessuno è intoccabile. Questo deve essere il concetto. Se un giocatore lo capisce dall'alto della sua professionalità, e credo che Massimiliano abbia talmente tanti anni di
esperienza e di mestiere in categorie come la terza serie e la serie B, avrebbe dovuto, secondo me, come dire, fare buon viso a cattivo gioco in quel momento. Chiaramente ha un contratto pesante, è un giocatore che comincia a avere i suoi anni, perché ha i suoi acciacchi, come vediamo tutti i giorni, quindi sa benissimo che in questo momento chiunque, credo, abbia la coscienza dei propri, come dire, limiti anche fisici, debba rendersi conto che in un campionato lungo come quello cadetto, e l'anno scorso l'abbiamo visto in molte realtà, Cittadella compreso, quando si faceva male a Meggiorini erano dolori, ci vogliono anche delle alternative. Io credo che il Padova abbia fatto una campagna acquisti dove è riuscito ad avere doppioni, se non anche 3 giocatori in determinati ruoli, per lo stesso ruolo, che consentono di poter ovviare a qualunque tipo di problema dovuto sia a squalifiche che a infortuni. Se questo lo si capisce, si diventa importanti e si continua a essere importanti. Se invece questo non lo si capisce, allora si possono creare dei problemi. Ma nessuno, credo, conoscendo Carlo anche come si è espresso nella parte finale del campionato che ci ha portato alla promozione, nessuno ha il posto garantito, intoccabile per sacro diritto divino. Questo secondo me deve essere chiaro, come non c'è in nazionale non ci deve essere neanche nel Padova. Fulvio, non era cosa, scollavi la testa, Fulvio? No, sono d'accordissimo su quello che dice a livello teorico, a livello pratico un po' meno, perché poi purtroppo quando io in questo momento qua sto parlando da ex giocatore, quando non giochi il malumore c'è sempre, tu c'hai voglia di dire il gruppo, però non è facile rimanere fuori, anche quando le cose vanno bene riesci magari a stare zitto, però non è che sei mai contento, perciò sono pienamente d'accordo su quello che ha detto, anche se a livello pratico diventa un po' più difficile. Ivano Ricci? Io no. Scusa Ivano, scusa, no, vai pure. No, fermo restando che io invece sono convinto che Varricchio saprà dimostrare e far ricredere chi in questo momento è scettico nei suoi confronti. Volevo chiedere una cosa a Carlo: se nella partita di Reggio Calabria avessi avuto Varricchio in forma e quindi non infortunato, saresti sceso in campo ugualmente con Ciani oppure avresti proposto la coppia Totò e Varricchio? Perché gli vuoi creare un problema quando non c'è? Non c'è nessun problema. Avrei dovuto vedere come andava la settimana e in base a come andava la settimana decidere, come ho sempre fatto. Poi chiudo il discorso di Varricchio perché penso che ne abbiamo parlato abbastanza. Varricchio è un professionista esemplare, quindi sicuramente darà il massimo, sicuramente farà tutto quello che c'è da fare per fare il bene della società. Non ci sono dubbi e qui chiudo l'argomento. Poi, se mi permettete, faccio un'altra precisazione, vedo passare un messaggio, lo vedo bene perché anche in Grassetto, che ci sarebbe lo spogliatoio rotto. Io invito tutti a fare una riflessione sulle 2 partite che abbiamo giocato, se hanno visto una squadra con problemi di spogliatoio, sono qua a... Beh, se ognuno scrive noi li mettiamo... Dovete dimostrare, no, ma rispondo, così evito di rispondere in futuro. Mi pare di non aver visto alcun problema, la squadra è motivatissima da tutto, chi entra dà il 100%, quindi non mi pare di vedere problemi di sport. Allora c'è Diego Bonavina, dovete vedere la pubblicità, Diego, poi Antonio Mazzagatti mi dicono fa parlare quel buon gentiluomo, io ti faccio, hai capito che devi intervenire, altrimenti poi mi prendo parole io. È giusto che parlino gli altri che capiscono di calcio a differenza del sottoscritto, io preferisco ascoltare, anzi lo faccio con molto piacere perché chi mi sta di fianco ha molto più competenza di me, quindi io su questo campo preferisco magari così stare un po' in disparte, poi quando si parlerà di altre cose magari interverrò. Diego, vado in pubblicità perché io so che tu ricorderai sicuramente la domanda quando rientriamo, va bene? Rimanete con noi tra poco. Bene, allora rieccoci in studio. Allora, eravamo rimasti a Diego che doveva fare una domanda. Gliel'ho già detto, possiamo andare avanti. Possiamo andare avanti, non puoi farla per tutti. Ma no, ho detto quello che è il mio pensiero su quello che ha detto Stefano prima, e che ovviamente Fulvio gli ha dato ragione, ma lasciamo perdere. No, io non gli ho dato ragione. No, sul discorso che non ci sono intoccabili, che non ci sono... di principio io ho fatto un discorso. Sì, io invece la vedo in maniera diversa. Un allenatore deve avere 8-9 giocatori
che devono essere titolari, cioè devono avere proprio la fiducia dell'allenatore e devono essere quelli che trascinano tutti. Poi l'allenatore ovviamente, un infortunio, una squalifica, un calo di forma, può cambiare quei 2 o 3 giocatori. Io la vedo in questo modo, cioè l'ossatura della squadra deve essere quella, indipendentemente da tutto, devono avere la certezza di essere, non dico titolari, ma insomma fondamentali per la squadra. Questo è il pensiero che ho io. Antonio Mazzarati, che sei un gentiluomo, vuoi aggiungere qualcosa? No, scusatemi, ma sono già con la mente al Matusa di Frosinone, mancano ancora 5 giorni, ma sapete com'è, in questi giorni mi sto proprio preparando no, perché allora mi sono già guardato le mappe di Google dall'alto, no, lo stadio praticamente che è nella parte bassa di Frosinone. Sapete, Frosinone è composto da un nucleo storico alto e poi la parte bassa moderna, questo stadio incassato in mezzo alle abitazioni, praticamente è uno stadio all'inglese, insomma, anche se è piccolo, però tra l'altro so che è in costruzione da diversi anni un fantomatico stadio nuovo a Frosinone, da addirittura 20-30 anni, è un'eterna incompiuta della serie. Qui a Padova ci è andata anche bene, al limite. Ma si gioca ancora al vecchio Matusa, insomma, penso ci sarà un grande entusiasmo sabato, perché... Quanti abitanti fa Frosinone? Ma credo siamo sulla 50.000 abitanti, una città non molto popolosa. Nel Lazio ci sono molti altri centri più grossi, a parte Roma c'è Latina, poi ci sono diversi centri anche della provincia di Roma. Ciociaria, proprio siamo in mezzo alla Ciociaria. La Ciociaria, esatto. Si mangia bene, Antonio, si mangia molto bene. Diciamo che da Roma è un'oretta di macchina in autostrada, poco più di un'ora andando verso Napoli. Io mi auguro che, leggevo tra l'altro un messaggio che scorreva, mi auguro che tra l'altro vengano anche molti tifosi del Padova, 100 ne sono arrivati a Reggio Calabria, che è praticamente il doppio come distanza, quindi magari 150 tifosi biancoscudati, conto di vederli, anzi veramente un appello a tutti quelli che possono sabato a venire a sostenere il Padova giù a Frosinone. Volevo chiedere una cosa al mister. Mister, e di questo nostro caro presidente showman che ci sta dando questa carica importante e sta cercando di ricreare questa passione verso il Padova, cosa ne pensi? Perché l'altro giorno sul palco a me mi ha entusiasmato. Una domanda brutta però, perché guarda che era passato un messaggio ancora in cui Carlo sembra che abbia rotto il dialogo con il presidente e quindi è in bilico. No, ma io stavo leggendo, ma non solo quelli, stavo leggendo un sacco di messaggi che dicono Baù deve giocare di qua, Barricchio deve giocare, Cano deve giocare. Per fortuna siamo secondi in classifica, perché se eravamo ultimi non lo so. Poi dicono che siamo noi... vedere la classifica, Simone, per favore, così andiamo a vederla. Un punteggio terzo, però con una partita meno. Poi dicono che siamo noi quelli che criticano. Anzi, quarto. Eccola qua la classifica, Frosinone al comando e il Padova è a 4 punti, ovviamente con una partita in meno, come Regina, come Sassuolo, come Triestina, come Vicenza. Quarto, se come scaletta siamo intanto no, allora a chi dovevo rispondere? No, al discorso del mi associo a quello che ha detto Fulvio, questo rende l'idea di quante sono le opinioni e quindi quanto è difficile fare l'allenatore. Guarda, penso che dopo il genitore sia il mestiere più difficile, guarda. Ecco, perché ne vedo veramente passare di tutti i colori, e quindi, ma è anche il bello del calcio, quindi bisogna accettarli comunque con serenità. E naturalmente poi alla fine decidere sempre con la propria testa, come noi rimandiamo tutti, Carlo, basta ma io non ho nessun problema. I numeri, perché vi spiego, noi li mandiamo, così mi dai anche l'occasione per ricordarlo. Ovviamente abbiamo i numeri di telefono, nel caso in cui ci sia qualcuno che la società ce li richiede o qualcuno ce li richiede, noi li diamo ovviamente, perché hanno un numero e c'è tutto scritto, dunque non sono messi a vanvera. No, ma io nessun problema, anzi rende bene l'idea di quante molteplici siano le idee sulla tattica, sui giocatori e sul calcio nel suo complesso. Esatto. In Italia. Perché riguarda il presidente showman, insomma, ha sorpreso un po' anche noi, anche se devo dire che è una persona estremamente affabile e simpatica, e quindi in questo momento è molto sereno, molto tranquillo. Il fatto di aver riportato il Padova in B, aver centrato il suo obiettivo primario lo rende effettivamente molto tranquillo e dà il meglio di sé anche come showman. Ma infatti era una cosa positiva la mia, nel senso che trasmette una carica a tutti noi importante, quindi era tanto che non si vedeva, come dire, un po' di entusiasmo così anche da parte della dirigenza, diciamo. Senti, invece questo fatto che Comoriero, che è venuto su con il Crotone, è andato a Frosinone,
Trapane che era a Reggio Emilia l'anno scorso, adesso all'Ascoli, tu che hai vinto il campionato con il Padova, cioè allenatori che arrivate dalla gavetta della terza serie, della prima divisione, stiate facendo bene, abbiate cominciato con il passo giusto, dimostra che tutto sommato insomma, anche nelle categorie inferiori si può andare a pescare dal punto di vista tecnico degli allenatori in grado di poter far bene anche a categorie superiori. È un po' questo ricambio anche di giocatori che vedo forse superiori agli anni precedenti, o no? Ti interrompo, scusami Carla, perché hai dato un messaggio importante anche così lo comunichiamo ai tifosi del Padova, perché uno ha detto la partita Padova-Piacenza del 15 si giocherà alle 18:30, non è vero, sembrava si dovesse giocare alle 18, alle 18:30, invece è quasi certo, non è ufficiale ma è quasi certo, che Padova-Piacenza il giorno 15, martedì prossimo, si giocherà alle 20:45, dunque si poteva, c'era questa ipotesi che guarda che però alle 20:45. Io so che è il contrario. Addirittura guarda che non è così, non sembra così perché c'era Coppa dei Campioni, quindi cioè, questo io è un grosso problema. Dicono si gioca alle 15, sì. Io ho sentito Dicono alle 15. Io ho sentito oggi il direttore sportivo che ha detto guarda, è ancora, comunque le definisce la Lega. Di solito io mi ribaso su quello che ho visto nella stagione precedente quando ci sono state delle partite il martedì. Il Sassuolo ha recuperato una partita alle 4, si giocava alle 4, alle 16 nello scorso campionato, quindi ha giocato allo stesso orario di campionato. Quindi se tanto da tanto, martedì prossimo si dovrebbe giocare alle 15:30. È anche vero però che sono stati chiesti, in alcuni casi sono stati concessi dalla Lega, spostamenti di orario nel tardo pomeriggio. Cosa vuol dire? Se c'è la Champions League, per salvaguardare la Champions League che comincia alle 20:45, la partita potrebbe cominciare o alle 18:30 o alle 19. Questo potrebbe essere alla fine il compromesso che si Chiedo raggiunge. scusa, io oggi ho avuto ospite De Francischi, mi ha detto che la partita Ma sai, dopo, gioca, però non è ancora ufficiale, 18, quindi non è ufficiale già, non possiamo dire ancora nulla. Certo, giocare alle 3:30 è micidiale perché chiaramente lo stadio... Sì, certo che voglio anche Diego, al di là di tutto, tu se fai parte dell'associazione dei calciatori, cioè ne avete discusso, la Serie B proprio maltrattata, cioè è meglio dico là almeno che, cioè voglio dirti in B davvero si gioca tutti i giorni, tutti gli orari, le esigenze televisive. Sì, d'accordo, no, le esigenze televisive però vanno per la Serie A ma non per la B. No, vanno anche sì, però Sky copre, devi sapere che Sky copre anche la Champions e quindi ha un programma nel palinsesto che prevede che alle 20:45 la Champions diventa prioritaria a tutto il resto, quindi è chiaro che dovendo coprire anche le 3 partite di recupero di martedì 15, perché non è una sola in effetti, esatto, dovranno avere anche la possibilità di non interferire con... Allora Carlo, tu sei conoscenza più o meno ufficiosamente, non ufficiale? No, io sapevo di questa informativa che la partita non poteva iniziare oltre le 18:30 e penso che poi l'orario sia quello, 18:30, però... No, io ho sentito Checchi De Franceschi oggi che ci ha detto che sembrava però... Magari fosse alle 20:45, lui mi ha detto che naturalmente inizierà alle 20:45, ce l'ha detto a una precisa domanda che un nostro ascoltatore ha fatto. Secondo me ragionando Giorgio è impossibile. Sì, ragionando hai ragione, adesso pensandoci, io non avevo pensato Dio che c'era la Champions, obiettivamente avete ragione tutti, però io ho sentito le dichiarazioni del direttore sportivo e riferisco quanto lui ha detto, insomma tutto qui. Però dico non è possibile giocare a tutti gli orari di venerdì, di sabato, a mezzogiorno e mezzo, cioè mi sembra una roba davvero un po' anche di mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi che hanno fatto l'abbonamento soprattutto e che dovrebbero seguire il Padova nelle partite del sabato. Non può una squadra cambiare, al di là dell'allenatore che avrà le sue difficoltà perché deve cambiare ogni volta il programma. Giorgio, però il tifoso, ascolta fermo un attimo, no, questo non è un discorso valido perché all'inizio dell'anno tu lo sai perfettamente il calendario, adesso togli il recupero questo del 15, che voglio dire è stato un caso particolare perché c'è stata la concomitanza delle nazionali con i giocatori del Piacenza, però il calendario tu lo sai perfettamente aspetta, lasciami finire, e sai che una volta nel campionato ti potrà capitare di giocare alle 12:45 piuttosto che alle 18, piuttosto che alle 20:45 nel posticipo del lunedì. Però questo è una questione... E non sai che ci sono anticipi e posticipi, devi dire no, che è logico, ma tu lo sai, la Lega dice che ci sono gli anticipi e sono i posticipi, nel momento in cui tu partecipi al campionato è la società che deve mettere a conoscenza i propri tifosi che potrebbe essere nel corso del campionato di giocare una partita il venerdì piuttosto che al lunedì, e questo per esigenze televisive. Però si tratta, Giorgio, secondo me sempre di una questione di cultura, perché in Inghilterra, tanto che parliamo sempre di Inghilterra per la questione dei tifosi, in Inghilterra voglio dire si gioca il 25 di dicembre, si gioca il 26 di dicembre, si gioca il 31 di dicembre e si gioca tutte le ore del giorno e della notte.
questa è una questione che è legata alle questioni televisive e in Italia siamo destinati ad arrivare lì, perché altrimenti senza l'aiuto delle televisioni queste squadre non prenderebbero i soldi che in questo momento percepiscono. Comunque nel girone d'andata sono già stati... Io aggiungo tutto quello che hai detto te, una piccola osservazione, che le squadre di Serie B non è che percepiscono così tanti soldi. Capisco quando una società di Serie A guadagna 20 milioni di euro, 30 milioni di euro, 40 milioni di euro, 10 milioni di euro, ma una società di Serie B che incassa 300.000 euro a società da Sky, credo non siano tanti soldi da poter decidere come far funzionare il campionato. Comunque sì, Giorgio, anche se una volta voglio dire, perché Padova c'ha anche un buon bacino di utenza, ma quando il Napoli era in Serie C non prendeva 300.000 euro, ma ne prendeva molti di più, perché è una questione di bacino di utenza. Quindi, ma io dico attualmente, lascia stare, quell'anno che c'era in B, Juventus, Napoli e Genoa ne ha preso tutti di più. Così, comunque Giorgio, il calendario degli anticipi e dei posticipi del girone d'andata è completo. Il Padova ne gioca 2 fuori, per cui i tifosi biancoscudati non sono, tranne questa situazione qui contingente di queste 3 partite ravvicinate in casa, ma non è più una situazione... Dopo Sabatini sarà Maifredi addirittura, pensa che l'hanno scelto l'allenatore. Ma ha tanta fantasia. Quindi giocheranno a Lecce una domenica, se non sbaglio, sì. Carlo, dimmi, e un venerdì si gioca alle 7 ad Ascoli. Anticipiamo quella di Ascoli dal sabato al venerdì alle 7 e posticipiamo quella di Lecce dalla domenica alle 3 che sarebbe l'orario della domenica, alle 20:45. Questi sono gli unici 2 spostamenti che abbiamo. Scusate, io non sono d'accordo, ditemi tutto quello che... Ma no, hai ragione, io non sono assolutamente d'accordo. Io dico sono d'accordo se prendo... ma in Serie A... Domani la scoprono oggi perché ci sono... Cittadella l'anno scorso ha fatto anticipi alle 7, ha giocato, mi ricordo, a Treviso in uno stadio deserto contro il Mantova alle 7 di sera, che era una cosa, 150 persone, si raggiungeva a malapena, ci si urlava da una parte all'altra delle cose. Ha giocato il lunedì sera, ha giocato il martedì, cioè è normale, purtroppo anche i turni infrasettimanali, noi andremo a Torino a giocare il 22 di martedì sera alle 20:45, giorno lavorativo, quando Torino invece fosse stato un sabato avremmo potuto avere, credo, non dico 500-600 tifosi a seguito, ma forse anche di più, non so martedì 22 quanti saranno i tifosi del Padova dietro. Lo trovo davvero assurdo. Bisogna entrare nell'ottica, nell'ordine di idee che non è più calcio, nostalgia, ma è show business. Benissimo, ancora con queste belle parolone Ivano Ricci che ti riempi la bocca. Il problema non è così, il problema mi sta bene che sia business, però devi prendere i soldi perché sia business. Loro in B prendono da Sky 300.000 euro all'una, punto, non prendono 30.000 come 300, non avranno firmato anche un contratto. Certo, ma allora qualcuno sbaglierà, vuoi ti dica anch'io. Ma 300.000 euro sono 300.000 euro, Giorgio, cioè, alle 12:30, quando mai si giocava alle 12:30? Quest'anno hanno introdotto anche quello, ieri hanno giocato alle 12:30 una partita ad Ascoli e si sono adattati tutti anche con spostamenti di ristoranti per consentire di poter pranzare dopo la partita, giocatori che hanno dovuto cambiare metabolismo, il modo di mangiare, via dicendo, cioè alimentarsi. Io dico oggi con la scusa del Daspo che sono tanti che giustamente non devono andare allo stadio, poi con le regole che non fanno andare a vedere i tifosi di determinate partite, poi con questi cambiamenti d'orario è difficile che la gente si innamori del calcio, bisogna trovare un'altra soluzione, credo io, perché se difendete questa soluzione io non la vedo positiva come la vedete voi, però ognuno la vede alla propria maniera. Il problema è che tutti i cambiamenti Giorgio sono difficili da accettare. Dico, c'è Padova Vicenza, il derby, le 2 curve riempite dai vari tifosi, il folklore, il colore, sarebbe una cosa bellissima, verrà sicuramente proibito. Fanno giocare la partita che ora decidono loro, fanno quello che vogliono loro, cioè il tifoso non può dopo fare l'abbonamento e divertirsi ad andare nella Serie B, questo dico io. Se poi trovate delle soluzioni che vi accontentano, allora... Ma io ti posso dare ragione, ma allora bisognava fare un discorso qualche anno fa, non adesso, perché la B va avanti così da qualche stagione. Cioè non è che sia, ripeto, l'anno scorso lo spezzatino era di diverso rispetto all'anno scorso, cioè la novità cade la domenica alle 12:30. Non ero d'accordo nemmeno l'anno scorso sulla Serie B, però mi sembra addirittura che quest'anno sia ancora una Pensa che la Befana diversa. In Serie A ti fanno Chievo-Inter alle 12:30, il giorno della Befana,
Cioè, questa è l'unica novità rispetto agli anni precedenti. Però non vorrei poi tediare, il problema è fanno Chievo-Inter, però Chievo prende 15 milioni di euro da Sky, dalla televisione, e va bene, capisco, è business come dice Ivano Ricci, ma in Serie B dove stanno sì, il business? non prende 15 milioni di euro. Ho fatto per dire, no, beh, insomma, perché altrimenti magari, come dissi, 300.000 euro, parli di 15 milioni di euro. Giorgio, non devi guardare... No, neanche sono stato il presidente del giorno prende più di 10. Ma quando ogni volta che si parla di marketing si va un attimo in confusione, perché si guarda quello che si ha davanti al naso ma non si sa quello che c'è dietro. Allora, tu non prendi solo 300.000 euro, quanti saranno, perché io non lo so quanti sono, ecco, 300.000 euro da Sky, ma tu tieni presente che tutti gli sponsor che ha anche il Padova, prendi anche la visibilità degli sponsor, quindi non è che tu non hai bisogno di Sky, tu c'hai bisogno di Sky. State parlando di una cosa che non esiste. Il Padova ha sottoscritto un contratto come tutte le società di B. Ma stavo facendo presente che non è solo quello, avere una televisione significa anche poter chiedere a chi mette solo i cartelloni nello stadio un costo diverso rispetto a quello che chiedono prima. Cosa vuoi che incide, Ivano? Cosa stai dicendo? Giorgio, cosa vuoi che incide? Incide tutto oggi, sulla Presidente società. Campedelli, che diceva Diego Bonavina, che sono stato l'altro giorno, ci aveva parlato, ha detto la Serie B, la C è un bagno di sangue, la B lo è diventata, non si capisce davvero in che posizione sta. Ma non è che sia diventata, è vero che la Serie A ha fatto la esatto, perché Diego proprio Campedelli, sono stato sempre, ha detto lui ma non è un bagno di sangue per la ma non è che te lo deve dire Campadelli, allora hai capito, Diego, ma la Serie B dobbiamo abituarci al fatto che diventerà un campionato, non dico primavera, ma quasi. E allora Dio, giusto, bravo Dio, e qui hai ragione. Allora perché bisogna fare quello che dicono le televisioni? Perché le televisioni 300.000 euro per il Padova possono essere poco, ma 300.000 euro per un'altra società fanno parte di un bilancio. In Serie B? Certo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Avete ragione voi. Vediamo in pubblicità, ma io non ci ho capito tutto. Poi Caro mi deve rispondere a quella domanda. Sì, poi Caro ti risponde, abbiamo ancora molto tempo. Sugli allenatori rimanete con noi tra poco. Eccoci, vabbè, c'è Ivano Ricci che lui vive nel business e naturalmente... Ma no, io vivo nel business, dai. A me ha detto Fulvio non mi interessa quando tanto... È vero o no, Fulvio? No, io ho detto che cambia gli orari, per carità, capisco che uno non può andare a seguire la sua squadra se si gioca, per dire, martedì alle ore 15, può diventare un problema, ma sarebbe un problema se fosse così tutte le settimane, ma se capita una o due volte, se le società hanno firmato questo accordo con Sky avranno tenuto conto anche di questo. No, io credo, qui può essermi d'aiuto, anzi lo sarà sicuramente Diego Bonanni, io credo, Diego, che i soldi che sono stati dati alla Serie B, perché è stato un anno che Sky non faceva le riprese della Serie B, mi sembra siano a scalare dalla Serie A, dimmi se dico una... Sì, c'è stata la divisione, poi c'è stata la divisione. Perché Sky ci rimetteva moltissimo a fare la Serie B. Sì, comunque Giorgio, adesso credo per chiudere l'argomento, perché altrimenti discutiamo di una cosa che tanto non cambia, perché voglio dire, ma pensa quando che faranno il campionato europeo, che io è 2 anni che glielo dico, che andremo a fare... Non lo fanno più. Vabbè, te ne accorgerai. Ma cosa vuoi? Non lo se fanno saremo più. ancora... a fortuna di essere qua. Io dico, come ho detto prima nella pubblicità, che per i giocatori comunque è un piacere giocare il lunedì sera quando c'è tutta Italia che ti guarda, piuttosto che il venerdì. Certo. E io se fossi giocatore mi piacerebbe sinceramente giocare sempre il posticipo. Bene. La risposta di Carlo alla domanda la ricordiamo di nuovo, la domanda. No, era legata a questi allenatori emergenti della Serie C che vengono su, sono venuti su Cotroneo, leggevo Moriero, che con il Frosinone l'anno scorso ha vinto il campionato, Pane che era a Reggio Emilia, che fa molto bene con l'Ascoli, che c'è in classifica. Carlo? Io credo che sia presto per fare ogni tipo di valutazione. Incrocia le dita, Carlo. No, ma lo dico sinceramente, perché 2 o 3 partite non sono attendibili. Fermo restando che devo dare atto a Moriero che il Frosinone gioca bene, c'è poco da dire, lo dico con assoluta franchezza, però ripeto, è presto per fare questo tipo di valutazione. È il trend del momento, il trend Guardiola, no? No, volevo chiederti... Lui conosce solo il calcio internazionale. Esatto. Purtroppo. Sì, non avevo dubbi. No, invece una domanda che mi piacerebbe rivolgere a tutti quanti. Cosa ne pensate invece della tessera del tifoso?
Silenzio di tomba, Sì, cioè, cala un silenzio di tomba. In televisione non è che tu devi fare una domanda che nessuno ti risponde, Cioè, siamo in televisione. Vabbè, scusate, basta, ritiro la domanda se nessuno Io la trovo giusta sotto certi aspetti, ma è sbagliata sotto altri, perciò si potrebbe stare qui a parlare tantissimo. Come credo che vada in vigore da gennaio, hai capito? Allora mi sembrava un tema molto d'attualità, molto anche... Io devo distinguere, ovviamente, da un punto di vista personale e come amante dello sport sono assolutamente contrario alla tessera del tifoso, perché veramente sembra che il tifoso sia schedato in tutto e per tutto e, voglio dire, devi essere riconosciuto nel momento in cui... Cioè, è una situazione effettivamente troppo pesante. Io non mi trovo d'accordo da un punto di vista del tifoso. C'è uno studio che dice invece che questo tipo di tessera del tifoso potrebbe aiutare, anzi lo si dice abbastanza chiaramente, potrebbe aiutare a diminuire i rischi all'interno dello stadio. Quindi tutto quello che aiuta a evitare confusione all'interno dello stadio certamente ben accetto. Ti parlo da un punto di vista personale, lo ribadisco, sono assolutamente contrario. Ecco. Bene, mi sono... Bene, me li sto ascoltando, però è brutto quando il Padova non gioca, io vedo bene. No, il Padova non gioca, dico, vi siedo, cioè... Io sto guardando le immagini di Reggio Calabria. Sto guardando le immagini di Reggio Calabria, Stefano. Sì, una partita che... No, vi sento, cioè, davvero... Il Padova cosa farà, Diego Bonavina? Può andare ai play-off? Sai, Giorgio, che te l'ho detto ancora prima che cominciasse il campionato. Non me lo ricordo più. Io ti ho detto che secondo me il Padova va ai play-off. Bene, secondo Fulvio Simonini? Mi tocco. Secondo me no, manca ancora qualcosa, ci sono delle squadre più attrezzate, ci sono delle squadre che forse hanno un po' più di esperienza. È chiaro che mentre dico questo me lo auguro vivamente che ciò succeda, però forse manca qualcosa, anche se bisognerebbe vedere come siamo dopo Natale alla riapertura. No, se vuoi aspettare la fine del campionato per dire quello che fa il Padova, no, se mi fai finire di parlare. Sto dicendo che se si vede verso Natale o quando c'è il mercato di gennaio che si è lì, magari si può fare uno sforzo ulteriore e coprire quella differenza che c'è magari con altre 4. Ma cosa manca secondo te adesso? Ma non è che manchi un granché, forse. Secondo me in difesa manca qualcosa. In che parte della difesa? Beh, intanto bisogna vedere l'esterno destro quando rientra, quello pseudo titolare, se c'è un titolare, perché adesso giochiamo con un centrale che sta facendo dignitosamente la sua parte come terzino destro, dovrebbe rientrare Petrassi molto probabilmente a breve, però abbiamo preso Darmian perché teoricamente il titolare è lui. Io per quel che è un tutt'uno, perché Renzetti sta giocando bene, è la coppia centrale, a parte questo inizio che tutto sommato stanno anche facendo bene, però mi lascia un po' perplesso la coppia centrale. Vabbè, Faisca e Trevisan in questo caso, perché poi c'è... Ma tutti quanti, secondo me il più forte di tutti è Giovannini, ma purtroppo è un anno che non gioca e giustamente avevano cercato di mandarlo a giocare, ma non è andato in porto lo scambio con il Rimini, con Vitiello, perciò gli è andata male anche a lui, che probabilmente era meglio se faceva un campionato intero, anche se in prima divisione. Qua diventa un po' più difficile, adesso non lo so, però secondo me è il più forte in assoluto di tutti quanti. Va bene, allora parlavamo proprio all'inizio, anzi Volga lui ci diceva che Padova è un presidente vulcanico, un po' estroso, che fa anche spettacolo. C'è stata la presentazione del Padova la settimana scorsa in una piazza centrale, noi abbiamo ripreso Monica Vanali che ha condotto la serata, abbiamo montato questo servizio, guardatelo perché è davvero molto carino. La carriera, qua, con i colori, erano piani, in quella curva dove sotto c'era scritto
È tornata perché non poteva essere assente questa serata con il calcio a Reggio Lanicore e i suoi amici di Padova. Grazie Moria. E fate di Teleciane mi venio. Sì, tomato? Mi venio come? Che sempre Padova, tutto che sta camminando, sì, Sapete che un tempo era con noi e 19 anni fa siamo stati insieme 2 anni. No, aspetta! Lavorare. Mancava soltanto il verbo, però non c'è problema. Io so dove arriverai, non adesso, non tra un anno, non tra 2, non tra 3, forse tra 4, ma quando lo porterà lui sarà per rimanerci, non per fare una scappata. Sei così, Marcello. La ragazza sta scherzando, cara ragazza, che scherza. 1, 2, 3, 4 anni, ma troppi! Posso cavoli suoi, l'ha detto l'unica io, testimoni. No, mi lasciate solo col presidente. Scusa. No, come finire la luce? Regia, tu sei un grande. Cos'è un saltino? Bella così, non l'ho vista mai. E poi mi fermo. Sei il numero 1. Sono felicissima, ma soprattutto sono orgogliosa, perché andare in Serie B vuol dire soprattutto esportare non solo il calcio a Padova, ma la città di Padova. I tifosi vogliono che si ricordino sempre questo quando vanno in trasferta, perché rappresentano il calcio a Padova, ma soprattutto rappresentano la città Padova e dobbiamo dimostrare di essere dei grandissimi tifosi. Siete belli, siete padovani, avete una squadra fantastica. Ci sono anch'io tra di voi in curva, non ci sarò fisicamente ma ci sarò e lo terrò con voi, perché dobbiamo sostenere sempre, soprattutto va sostenuto nei momenti difficili, è quello che voglio. Siamo padovani, siamo bianco scudati, adesso dobbiamo brindare perché c'è una bottiglia storia qua dietro, di vino fantastico, che se qui non dobbiamo assaggiare nella radio, Direi che a questo punto dobbiamo fare un sondaggio, perché se sarà per questa, avete visto che c'è figlio che grida, Brava Monica! Bravo Marcello, forza! Allora, complimenti a Simone e Elisabetta che hanno montato questo servizio un po' originale, abbiamo cercato di estrapolare i momenti più simpatici della serata e ovviamente era una dedica particolare a Monica Vanali, che è una collega, ci conosciamo da tanto tempo e lei è molto brava e dunque era doveroso da parte mia fare questo servizio. Però una domanda la faccio a tutti voi, il Presidente? È un mito. Il Presidente è veramente un mito e in questo momento sta... Ti ripeto, secondo me sta rientusiasmando quella che è la piazza di Padova e deve continuare così. Diego Fulvio, cosa ne pensate? Il Presidente è un mito perché è diventato un mito, perché io il Presidente l'ho contestato in epoca passata perché secondo me aveva fatto delle scelte che io non avevo condiviso, per carità lui mette i soldi, è libero di fare tutte le scelte del mondo, però quest'anno per la prima volta Marcello Cestaro ha fatto quello che avrebbe dovuto fare un po' di tempo fa, cioè ha creato una padovanità all'interno della società, ha creato un gruppo che ragiona tutta alla stessa maniera, ha fatto la scelta che oserei definire perfetta con De Franceschi, direttore sportivo, perché si è creato un ambiente all'interno della società che rema tutta dalla stessa parte e negli anni passati non era così. Come avevamo sempre detto, Diego, come avevamo sempre detto, ma io voglio dire,
nel mio piccolo mi sono sempre permesso di criticare delle scelte fatte dal Presidente, e come le criticavo prima adesso dico è un mito, perché adesso ha capito, ci sono state le condizioni per farlo e secondo me è stata la scelta che pagherà in futuro per il Padova. Aggiungo. Puoi dire anche Fulvio, io sono d'accordissimo con Diego in maniera perfetta. Posso cambiare idea? Perché anch'io l'ho criticato in tempi non sospetti e anch'io sono d'accordo con quello che ha fatto quest'anno. Perciò mi auguro che questa scelta porti a dei risultati, quantomeno le basi ci sono, poi vincere non è mai facile, ma quantomeno è stata fatta una scelta giusta. Però io lo voglio sapere, però questo dà adito a dei pensieri di dire, Diego e Fulvio, che negli anni scorsi c'era un esterno della rosa e qualcuno lo voleva far fuori. Ma non è tanto. Può dire che questo è. No, io non volevo dire questo, io di esterni, di consulenti esterni, io sono convinto che il Presidente, qualcuno di esterno, perché è nel mondo del calcio, lo sentirà tutti i giorni, ne sentirà 10, però rispetto a prima, dove all'interno della società c'era l'allenatore che pensava in un modo, il direttore sportivo che pensava nell'altro e magari Gianluca Sottovia che pensava in un altro ancora, adesso all'interno della società la pensano tutti alla stessa maniera, perché se voglio dire, stanno guardando la televisione, stanno guardando Rai 1, guardano tutti Rai 1. Ha creato la squadra. Certo, io sono convinto. Dopo che sia all'altezza della situazione lo vedremo. Però vi faccio una domanda, io vi faccio una domanda, perché è tutto giusto, sono d'accordo con voi, io però dico una postilla, che non è che l'abbia creata lui. Secondo voi voleva De Franceschi lui quest'anno direttore sportivo o direttore sportivo ha voluto fortemente Gianluca Sottovia e Carlo Sabatini? Ma non entro nel merito, a me non interessa chi io ti ho sempre detto e lo ribadisco qua stasera, che quando un direttore sportivo fa male o è un incapace può essere colpa sua e va bene, ma secondo me la colpa è di chi l'ha messo, cioè del Presidente. Se è arrivato De Franceschi, do per scontato che sia stato il Presidente. Certo. Io volevo dire due cose. La prima, sono d'accordissimo, abbiamo criticato pesantemente anch'io, molto, l'ho fatto anche parecchie volte, critiche anche pesanti, lo ammetto, lo riconosco, però il Presidente alla fine ha vinto la sua scommessa, gli deve essere riconosciuto questo, è il Presidente che ha riportato l'entusiasmo in questa città. Mi fa specie che sia un vicentino a dover riportare l'entusiasmo in questa città, lo dico e lo ripeto perché è vero che in altre realtà venete addirittura sprofondate dove sono sprofondate, chi giocava in casa come Settem per esempio a Treviso è andato malissimo, però mi fa specie che i padovani oggi siano stati battuti su questo fronte da un vicentino che si buttava nel calcio per la prima volta. Però io devo anche dire, perché la memoria storica ci vuole, che Cestaro è cambiato sicuramente quando ha capito l'errore di aver mandato via Carlo Sabatini. Secondo me lì è stata la svolta, in quel febbraio quindi 7 mesi fa, quando si è reso conto che c'era la necessità di riportare di nuovo, anche dal punto di vista tecnico, un discorso ben preciso, cioè di essere più coerente con la scelta che era stata fatta nell'estate precedente. Si era deciso di puntare sulla riconferma sulla base di quanto Carlo aveva ottenuto nell'annata prima. Si doveva fare un discorso proprio di creare un gruppo, di cominciare a lavorare in una programmazione di un certo tipo, poi a gennaio è successo quello che è successo e si è mandato per 40 giorni a carte 48 un lavoro che stava invece cominciando a dare i suoi frutti. Il resto è venuto di conseguenza, consigliato in un certo modo, puntando anche su Sottovia, che ha sicuramente fatto ragionare il Presidente, perché non è facile far ragionare un uomo di 70 anni abituato con i metodi che ha Cestaro, che è un vincente nel suo campo, lavorativo, che è uno che comunque ha determinate difficile lavorare al posto di Gianluca. E che ascoltava tutti, perché è vero quello che dice Diego, ancora oggi lui ascolta, però sicuramente ha puntato su uno zoccolo duro, finalmente padovano, perché Carlo ormai è un padovano d'adozione, e quando ha fatto quella scelta, riconoscendo anche pubblicamente con quella lettera alla città i suoi errori, secondo me lì Cestaro ha capito che doveva svoltare, lo ha fatto, il resto è venuto di conseguenza, gliene va dato atto, è un merito che oggi gli deve essere riconosciuto, i risultati stanno venendo fuori e sono convinto che da questo amalgama
anche perché Carlo giustamente difende il lavoro e dice che nello spogliatoio, e gli credo, non ci sono più i malumori e gli spifferi di qualche stagione fa, non dell'anno scorso soltanto, ma di qualche stagione fa. Oggi il Padova potrà anche far fronte a determinate situazioni negative che ci saranno sicuramente, perché arriveranno nell'arco della stagione, ma perché c'è uno spirito nuovo e c'è un'impronta padovana che funziona. Bene, detto questo, andiamo in pubblicità, però prima voglio ringraziare tutti coloro che mandano i messaggi. Pensate, ne sono arrivati oltre 400, davvero grazie, cercheremo di mandarli tutti. A rientro passeremo anche le telefonate, perché Antonio Mazzarati mi ha detto: ma Giorgio non passi più le telefonate, lui ha fretta di sentire le telefonate, passeremo anche quelle, rimanete con noi, a tra poco. Rieccoci, ovviamente non ho sentito Carlo sull'argomento precedente, prima di passare alle telefonate, vuoi dire qualcosa? No, l'avevo detto prima, in questo momento il Presidente è molto sereno, molto tranquillo, conscio di aver centrato l'obiettivo che si proponeva di centrare, quindi lasciamogli questa serenità, questa tranquillità e questo momento, fra virgolette, di gloria, che se lo goda tutto. Quando rimetto il microfono serve non glielo togli più, il Presidente. Com'è? No, è vero, è vero. Mi dai il microfono, non glielo togli. Come dico Bonavina, quando gli do il microfono a una festa lui canta, e poi lui è un bravo cantante. No, volevo aggiungere che questo ciò non toglie che è fortemente determinato a far bene anche in Serie B, che sia chiaro, il fatto di aver raggiunto l'obiettivo non lo appaga. Devi portarli in Serie A, Carlo. Vabbè, telefonate. Sentiamo, con lui possiamo andare in Serie A. Sentiamo le telefonate, pronto? Pronto? Con chi parliamo? A Rio di Monselice. Prego, non ho capito bene il nome. Vorrei parlare con il mister. Prego, guardiamo il mister. Mister, avrei 3 domande brevi da fare. Brevi però, condizioni di Darmian. Condizioni di Darmian è stato nel gruppo, e voglio fare i complimenti a lei e a tutto il suo gruppo. Grazie, buonasera mister. Grazie. Bene. Allora, prima della risposta, stiamo alla telefonata, poi rispondiamo. Stiamo alla seconda, abbiamo detto 2 telefonate, stiamo alla seconda. Pronto? 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 Pronto, con chi parliamo? Buonasera, sono Erwin. Erwin da dove? Qua vicino Padova. Sì, dove? Padova, vicino dove? Vicino Dolio, diciamo. No, perfetto, vai Erwin, rapido. Allora, volevo fare la prima volta complimenti a Sabatini, perché fa un lavoro molto molto bene. La domanda è, se la società non aveva fatto, diciamo, questi acquisti a gennaio, lui aveva fatto la promozione? Allora, la società vuole arrivare in Serie A. Diciamo, mancano dei elementi, un difensore centrale, perché il campionato di Serie B è diverso. Fermo Erwin, siamo appena andati in B, andare in A, insomma, la società quest'anno... non andare, l'allenatore lavora molto bene, però se mancano gli elementi non puoi andare in A. Va bene Erwin, però la società ha detto che quest'anno l'obiettivo è la salvezza. Manca un attaccante, diciamo, avete preso dei attaccanti, seconda punta, prima punta, trequartista, diciamo, prendi attaccanti e giochi in attacco con quello. Quando si gioca in attacco si gioca prima punta, seconda punta. Prima formula è collegare elementi, seconda formula, non si fa prendiamo i giocatori e facciamo, bisogna compilare le schede. Diciamo, quando il grande Barcellona tutti gli allenatori hanno falliti, Johan Cruyff non è fallito. Quando tutti gli allenatori in Italia hanno falliti, Roberto Mancini ha vinto perché aveva un progetto. Erwin, non ne veniamo più fuori. Noi il Padova ci accontentiamo della salvezza quest'anno. Poi se a gennaio le cose andranno per il verso giusto, la società valuterà... tre elementi, solo 3 elementi può arrivare in Serie A. Un difensore centrale, un regista, diciamo, se italiano manca infortunio, cartellina giallo, serve un altro regista e una seconda punta. Vi faccio auguri all'allenatore che può arrivare in A, perché lavora molto bene. Grazie Erwin, allora la risposta al primo nostro telespettatore. Hai capito Antonio perché delle volte mandiamo meno telefonate? Perché i nostri telespettatori ci occupano lo spazio e salta la linea per la telefonata successiva. Prego Carlo. Darmian è stato operato quasi 40 giorni fa, è in piena fase di recupero, tutte le risonanze confermano che sta procedendo tutto per il meglio. Contiamo di averlo fra un mese a fare i primi allenamenti con il gruppo.
Visto l'intervento di Erving, tengo a precisare che i giocatori che sono arrivati a gennaio l'anno scorso hanno dato un grande contributo per la promozione, come tutti gli altri, e tengo a precisare che sono pienamente soddisfatto dell'organico che ho a disposizione. Dunque, Borile, c'è un Paci in studio, l'Odies è bassissimo operato del Milan che sta per essere venduto. Pensate che messaggio, il Milan sta per essere venduto, ha detto visto che non ha giocato il Padova c'è poco ascolto, per aumentarlo sono arrivati moltissimi messaggi, oltre 400, pensa a te, se parliamo del Milan è sempre Erving ci ha dato delle notizie importanti come andare in Serie A, e dunque Diego Bonavina era d'accordo, è vero Diego? No, ascoltavo con piacere quello che diceva, insomma ognuno esprime la sua opinione. Certo, no, ma tu sei d'accordo su quello che diceva Erving? No, io mi fido di quello che dice il mister, è contento così. Io l'unica cosa, ma lo dico proprio da tifoso, proprio da bar, che in estate qui avrei puntato tutto per portare la Padova Ricchiuti. Ecco, ti butto là un nome, però secondo me era il giocatore ideale per il salto di qualità. Però ragazzi, anche italiano, un giocatore da Serie A, diciamocelo francamente, però è venuto a Padova. Ma questo lo dico proprio per... invece Ricchiuti sia un ottimo giocatore non è indiscutibile. No, però ripeto, noi abbiamo Rabito che sta facendo molto bene e abbiamo dietro questo Lazzari che vedrete che farà molto bene anche lui. Non capisco queste critiche alla difesa. Io guardavo adesso la lista definitiva. Con il reintegro con l'inserimento di Cotroneo Giovannini tu hai qualcosa come 10 difensori, cioè la metà della lista ufficiale del Padova è composta da difensori. Secondo me il Padova è stracoperto dietro. Cosa vuol dire? No, voglio dire, cioè, qui si chiede ancora... Perché giocano uno sopra le spalle dell'altro? No, voglio dire, il mio riferimento era, qui si chiedono ancora difensori, un difensore centrale. Secondo me il Padova dietro è coperto bene, in qualunque situazione si possa trovare. Per carità, è vero che adesso gioca Cesar terzino destro, ma per una situazione contingente. Però è anche vero che dappertutto è arrivato anche Patrascu in mezzo, che può fare sia... 25 kg, te ne dicono tutti i colori. Sì, lascia che dicano, è vero comunque che ho perso chili, questo sì, ma al di là di questo, al di là di questo, mi pare insomma che il Padova toccando ferro sia sia stato costruito con una copertura dappertutto, anche nel modulo. È vero che Carlo ha sposato dal 4-3-3 con cui aveva cominciato la passata stagione, è passato al 4-3-1-2, però è anche vero, come diceva prima, io ho visto il secondo tempo di Reggio Calabria dove il Padova ha sofferto, perché bisogna essere onesti e riconoscere che ha sofferto il ritorno della regina, ma è passato al 4-4-2, cioè ha dei giocatori che sono in grado, magari non di fare gli esterni come si potevano farlo magari in un certo contesto prima col 4-3-3 Baur e Abito, ma ha sicuramente una struttura in tutti i reparti secondo me in grado di sopperire anche allo stress, perché 42 partite non sono poche di una Serie B. No. Va bene, però intervenite perché altrimenti ha ragione il nostro telespettatore. Sono d'accordo, a livello numerico ci siamo, ma come diceva Diego, non è che ne puoi giocare 5 alla volta. No, ma mi riferivo alle domande, alle considerazioni che facevano i nostri, dicendo ci vuole un difensore ancora, ci vuole il centrale, ci vuole questo, ci vuole quell'altro. Ma dipende dalla qualità. C'è questo Gasparetto che io ho visto giocare molto bene nella partita del scorso campionato a Modena, segnò anche un gol contro il Cittadella, che se sta bene... che ha problemi anche Gasparetto? Gasparetto no, è reduce da un infortunio, no? No, Gasparetto è rientrato la scorsa settimana con il gruppo e sta lavorando a pieno regime con è un perticone, oltretutto è alto, insomma c'è un giocatore, è il fratello del famoso Gasparetto che avevamo, è trevigiano lui del Gasparetto che avevamo in Serie Mirko Gasparetto, l'attaccante. Serie C2. Avevamo in C2 Mirko. Che adesso è il Chievo, giusto? Sì. C'era la coppia lui e Ticli, mi ricordo. Ticli giocava sulla fascia destra e poi era compagno di squadra di Diego Bonavina. Bravo. E Diego Bonavina era il trequartista, era il Ricchiuti della situazione. No, cosa facevo io a correre come Ricchiuti? No, cosa facevi? No, niente. Però giravo per il campo. Guarda Giorgio, riguardando le immagini della partita di Reggio, al di là del secondo tempo che è stato sicuramente, ecco questo è il gol di Ciani, che è stato sofferto, però tutto sommato il Padova, anche a noi che eravamo lì in tribuna, non dava la sensazione di avere
certe affanni, come magari in maniera passata stagione quando eravate insomma hanno avuto un'occasione per Bonazzoli alla fine, l'ultima cosa, e quella uscita a vuoto di Agliardi che poi ha rimediato sul colpo di testa di Boucher, o no? Basta, non è che hanno fatto altro, cioè di pericoli veri e propri alla porta non ne sono arrivati, quindi anche questo secondo me depone a favore dell'intercambiabilità del modulo nel corso della partita e anche della capacità di coprire tutte le zone. No, la Regina sicuramente il secondo tempo ci ha messo pressione, però non così tante difficoltà, non ha battuto neanche un angolo nel secondo tempo, e questo la dice lunga, non è che ci ha pressato, ci ha messo lì in area di rigore costringendoci agli angoli, ai falli, e ha battuto una punizione laterale, quindi non ci ha messo in gravissima difficoltà, anche se ha avuto queste due opportunità, ma credo che sia il minimo che possa fare una squadra come la Regina. Tolgo i messaggi, Diego, Antonio, perché leggi tutti i messaggi? Cioè, no, io stavo guardando tu guardavi le immagini, Antonio legge tutti i messaggi. Assolutamente. Hai visto subito che hai detto di non fare le telefonate, Antonio? È arrivato. No, io invece permettimi di dissentire, perché francamente sarà per il fatto che io per tanti anni comunque ho vissuto il Padova da tifoso, però è brutto che manchi alla fine la parte più bella del calcio, sono i tifosi, insomma, d'accordo, dici siano tifosi di giocatori, un tifoso allenatore, alla fine insomma il sale del calcio poi sono i tifosi, cioè è una trasmissione radiofonica, televisiva, dovrebbe basarsi anche sul dialogo con la gente da casa. Non so, forse io sono un po' retrogrado da questo punto di vista, magari non ho i tempi della TV moderna, della radio moderna, sono un po' ancorato alla radio di una volta, alla TV di una volta di 20-30 anni fa, però io continuo a pensarla così, insomma, secondo me i tifosi dovrebbero poter intervenire, vedo che lo fanno perché mandano i messaggi, ma anche le telefonate. No, io per carità, magari ecco, tu mi dici che sono troppo lunghi, le domande sono troppo lunghe e poi si accavallano le telefonate, secondo me poi insomma, questo si può anche gestire in qualche maniera, però io per esempio anche la tua trasmissione radiofonica che fai, lo ricordiamo su Easy Network, è un'ottima possibilità, anzi io invito tutte le persone che magari non la conoscono a sintonizzarsi sulla radio ufficiale del Padova, che da quest'anno appunto è Easy Network. Giorgio Bonilla conduce tutti i giorni, dal lunedì e venerdì, una trasmissione aperta naturalmente anche al contributo di tutti i tifosi. Ecco, io invito anche molti che magari questa sera non hanno trovato spazio perché non sono riusciti a prendere la linea o altro, a farsi vivi anche. Ti offro la cena dopo. No, ma ripeto, è bello comunque sentire, cioè, sai, quando si entra nel bar, si va in giro per la strada, si sentono i capannelli. Padova è una città che Diego e Fulvio, che siete abituati a passeggiare in centro, insomma, vivete in centro della città, il calcio, sì, dai, volevo dire, dai, mamma mia, non fanno niente, Ivano dice una cosa con te stasera, è una giornata di quella da dimenticare. Volevo dirvi, il calcio Padova, comunque anche se la gente non va allo stadio, viene parlato parecchio in città, nelle piazze, o no, Fulvio, Diego? Cioè anche quelli che non vengono allo stadio, se tutti quelli che parlano del Padova venissero allo stadio davvero sarebbe esaurito tutte le domeniche, Stefano, è vero o no? Questa è una cosa, è una delle cose che non ho mai capito qui a Padova, dal bar Margherita, tanti bar in centro ne parlano, senti parlare tutti del Padova e poi non vengono, è vero o no? Quelli in periferia ne parlano. Anche quelli in periferia, certo, è scomodo da raggiungere, posso dire. Ma non è quello l'unico motivo. Guarda Giorgio, io adesso vorrei fare un appello, se mi sente qualcuno nel comune di Padova, due sono le cose che vorrei dire. Allora, una cosa importantissima, che non andiamo col comune mani. Scusate, no, ma non c'è nulla di male, ma due cose che mi stanno a cuore, perché i tifosi me le hanno dette tante volte anche quando l'incontro per la strada, e io vorrei fare da tramite in queste circostanze. Allora, gli altoparlanti in tribuna est, che sono mesi se non anni che non funzionano, e giustamente la gente dice noi non capiamo mai le formazioni, non sentiamo mai i risultati delle altre partite quando vengono dati nell'intervallo poi a fine partita, perché noi paghiamo il biglietto come tutti gli altri, quelli della tribuna ovest, e non dobbiamo avere questo servizio. Qui ovviamente lo stadio è proprietà del comune, quindi il comune insomma, dovrebbe in qualche maniera, oltre che installare i tornelli e tutto quanto, cercare anche di risolvere questo problema. E poi il servizio di trasporti, perché tu mi dici lo stadio non c'entra niente che sia fuori o in centro, io ti posso assicurare che se uno non ha la macchina
d'inverno magari muoversi in bicicletta, in motorino per venire fin là, cioè bisognerebbe pensare, adesso che siamo in Serie B, finché eravamo in prima divisione con 3.000-4.000 persone si poteva anche fare, ma se adesso vengono 6.000-7.000-8.000 persone allo stadio, possibile che non si riesca a prevedere un servizio di trasporto pubblico? C'è la linea 11 che passa lungo via Montà, che è la strada che praticamente taglia il quartiere, ecco, si potrebbe magari pensare la domenica, il sabato, del servizio che si gioca il sabato, di modificare il percorso e di allungarlo leggermente e di portarlo vicino allo stadio, perché ripeto, molta gente, magari chi non ha la patente, persone magari sotto i 18 anni, oppure anche anziani che non guidano più, oppure semplicemente gente che magari non ha voglia di infilarsi nel traffico con la macchina per rimanere bloccato così, io credo che garantendo un servizio pubblico di trasporto sicuramente molta gente sarebbe, non dico invogliata, ma comunque facilitata nel raggiungere uno stadio che comunque è scomodo, ecco, insomma, perché non è più il vecchio Piani che si poteva raggiungere con tutti i modi possibili, autobus, a piedi. Che è questo? Perché hanno fatto l'applauso ma è artificiale, che non pensino che l'abbiano fatto loro, è un effetto sonoro. È stato zitto un'ora, ma devi guardare avanti, è vero, però è giusto, vedi, ognuno lo spazio. Va bene. Allora, Eleonora, proviamo ad andare in pubblicità in giapponese, ci riusciamo? Eccolo lì, con il micro, proviamoci con i numeri, con vi aspetto, saluti a Mazzagatti, saluti a Ivano Ricci, prova poi il giapponese visto che tu studi questa lingua. Certo, allora per prima cosa vi ricordo i numeri a cui inviare i vostri... I numeri giapponesi sono uguali a quelli... Sì, ma ci metto 2 ore a dire tutti i numeri in giapponese, non voglio annoiarvi così. Prova il numero in giapponese, non so, vediamo, prova, vediamo il numero... Vabbè, proviamo quello degli SMS. Vai. Allora, volete inviare i vostri sms al numero Sankyu Roku 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 00 QQ. Aspetta, Fulvio, vuoi ripetere? allora Sankyu Q 3 volte. No, Q è il 9, giusto? Sì. E il 2 non me lo ricordo. Kiru 00 QQ. Lezioni di giapponese in diretta. Dovresti mai ricordato. Io vorrei che gli dicessi tu che te sei liga la lingua, voglio sentirtela. No, ma lui voleva mettermi in difficoltà. Hai fatto una figura. Che siete bravi, cioè, chiedi il 9 QQ come lo fa. QQ, sì. Poi gli altri in italiano certo, potete telefonarci al numero 049 848 1998 e inviare le vostre mail all'indirizzo calcioinchiaro@telechiara.it. Shiem Goran Kudasai, vi lancio la pubblicità. Doveva tradurlo Antonio Mazzagatti. Ma che sei con me? Io ti ho detto che il giapponese non lo so, se mi chiedi il russo posso darti al limite qualcosa. Prova a dire il russo, vi aspetto. Forse cambiano aspetta un po'. canale, scusami. Aspetta un po'. Devi dire il russo, vi aspettiamo dopo la pubblicità, vai. Мы ждем вас после рекламы. Va bene, ci siamo, abbiamo le lacrime agli occhi per la voce di Antonio Mazzagatti, l'aver chiamato in russo, la pubblicità, lo ripeteremo ovviamente alla prossima, è assolutamente a non perdere. Telefonate, come vuole Antonio Mazzagatti, sentiamo la prima, pronto? Sì, pronto? Con chi parliamo? Buonasera, sono Mario da Borgorico. Mario da Borgorico, buonasera. Buonasera signor Borilla, vorrei fare 2 considerazioni e una domanda al nostro mister. Se alziamo un attimino l'audio studio, grazie, prego. Sì, allora, per quanto riguarda la domanda al mister è questa praticamente. Se prevede un inserimento di Cuffa in squadra, magari come esterno, come non so, come giocava al Porto Uruaro. Invece le considerazioni sono queste, magari dopo il mister mi risponde con calma. E le considerazioni sono queste e riguarda la partita che io ho visto in televisione, quella che riguarda con la Regina, no? Scusate un po' l'emozione. E niente, io ho visto una squadra molto forte secondo me, una squadra che è andata in svantaggio, una squadra che ha recuperato bene, non è facile, e lo vedremo più avanti, non sarà facile per nessuno andare lì e giocare come ha fatto il Padova. È vero che dopo c'è stato anche un po' il ritorno della Regina, comunque una squadra per me ha
giocato molto bene. E dopo un'altra considerazione, sono d'accordo con quanto ha detto Simonini per quanto riguarda Giovannini, che anch'io ritengo un giocatore molto, molto importante. E niente, per quanto riguarda il mister è un'altra cosa, ho visto del buon gioco, delle buone geometrie e della buona velocità e di dinamicità. Abbiamo detto tutto, credo che la domanda più importante sia accettata su Cuffia, sicuramente dopo il mister ti risponderà. Grazie della telefonata, perché abbiamo delle altre, sentiamo l'altra. Pronto? Ciao, sono Marco da Padova. Marco, prego. Senti, ho 3 considerazioni da fare veloci. Intanto anch'io sono stato uno di quelli che ho criticato Stefano Edel, però mi mancano i suoi articoli, ecco, quindi gli rivolgo una domanda, posso mandare quando scriverà ancora su Mattino? Per adesso non vedo i suoi articoli, non so se mi sbagli. No, io scrivo regolarmente sul Padova, sì. Scrivo, sì, poi detto quello, scrivo delle partite. No, io dicevo, forse mi sto sbagliando, forse mi sono spiegato male, il lunedì non fai più la cronaca, quella mi manca a me. Manca il punto, ma è una scelta nuova che abbiamo fatto, Può passare leggermente il televisore? No, è un attestato di stima perché io qualche volta ho criticato, ecco. Scusa un attimo, puoi passare un attimo il televisore perché altrimenti rimbomba tutto. Scusa. Prego. Ecco, poi io per ricollegarmi al discorso che ha fatto Simonini, che reputo competente, secondo me al di là dei miglioramenti tecnici che ha fatto il Padova, secondo me il Padova ha risolto 2 grane all'interno dello spogliatoio, una l'anno scorso e una quest'anno, grane, problemini. Uno penso sia quello riferito a Roberto Muzzi, che ha tanto detto di amare il Padova, e poi se non vado errato mi sembra che sia del settore giovanile della Roma, se non sbaglio, per cui ha tanto paventato il fatto che era innamorato di Padova e poi alla prima occasione si è subito accasato dove più gli conveniva, per cui penso che non è stata una scelta di cuore ma più di tasca. E poi una seconda, secondo me, che è stata proprio emblematica, che è un po' sancito, diciamo, il nuovo corso del Padova, state le parole del presidente Cestaro, che ha chiaramente detto a Baù che ha sbagliato a scegliere Gallipoli. Insomma, io penso che un professionista debba comunque accettare tutte le destinazioni. Apprezzo più un Gasparello che ha accettato umilmente di andare al San Marino in C2 senza porre problemi, ecco. Perfetto, grazie. Buonasera, arrivederci. E ovviamente noi le passiamo le telefonate, però vi consiglio, senza che ogni volta dica fate presto, che non è neanche bello dirlo, se siete più brevi e fate le domande dirette, così facciamo intervenire più gente possibile. Cuffa è la prima domanda, mister. No, Cuffa è un ottimo giocatore che può ricoprire sia il ruolo di interno, sia a destra che a sinistra, e anche in determinate situazioni può fare anche addirittura il centrocampista centrale, magari con caratteristiche completamente diverse rispetto a Italiano Patrascu. Giocatore che troverà i suoi spazi, perché in quei 2 ruoli effettivamente ne fanno di strada, quindi sia Bovo che Gidai, in quel ruolo si fa fatica perché bisogna difendere e contrattaccare, ripartire, quindi sono giocatori che nel corso dell'anno avranno bisogno di validi sostituti. Va bene, abbiamo un'altra telefonata? Stanno chiamando un'altra telefonata, va bene, allora facciamo così, se non è pronta la telefonata, allora, bene, non è pronta la telefonata, andiamo a vedere il servizio che ha fatto Elisabetta Corazza l'altro giorno in ospedale, dove Non Solo Sport ha devoluto in beneficenza il ricavato della Non Solo Sport Race che si è disputata domenica scorsa dallo Stadio Ganeo in centro. Era una piccola maratona, 9 km, e hanno partecipato 4.000 iscritti. Vediamo questo servizio. Fare della salutare attività fisica, sentirsi un po' campioni correndo sulla pista di atletica dell'Euganeo in concomitanza delle gare del meeting, mettersi alla prova affrontando un percorso di 9 km che si snoda tra le vie del centro città per arrivare al traguardo di Prato della Valle, e non ultimo fare del bene a coloro che soffrono. Questi gli ingredienti che spiegano il successo della prima edizione della Non Solo Sport Race, una gara non competitiva svoltasi pochi giorni fa a Padova. Noi aspettavamo, devo dire, avevamo targettato sui 3.000 persone, poi l'abbiamo superati di 1 migliaio, per cui in qualche maniera con un t-shirt magari di colore diverso abbiamo cercato di sopperire al tutto. È andata abbastanza bene, gli atleti sono divertiti. Poi abbiamo visto coinvolta gente di tutte le età, addirittura bambini in passeggino, cagnolini. È vero, l'ultimo è arrivato dopo 2 ore, qualche signora anziana o qualche passeggino, per cui è stato una cosa di massa veramente piacevole, e noi lo ripeteremo a questo punto ogni anno sarà fatta Non Solo Sport Race proprio in concomitanza con il meeting di atletica.
Facendo pagare l'iscrizione solo 2 euro a ogni partecipante è stata raccolta una cifra di quasi 10.000 euro per la città della Speranza. Ma non solo un assegno con l'ammontare dell'importante cifra è stata consegnata all'ente beneficiario da una delegazione di organizzatori e promotori dell'iniziativa. Con esso anche palloni per regalare un sorriso ai piccoli degenti e t-shirt in ricordo della manifestazione per lo staff medico. Va bene, rieccoci, abbiamo visto questa importante manifestazione che si svolge ogni anno in concomitanza con la serata di atletica, appunto dedicata all'atletica allo Stadio Uganeo, e Non Solo Sport organizza questa piccola maratona, definiamola così, molto simpatica, dove si parte allo Stadio Uganeo, si arriva in centro per 9 km, il devoluto viene dato alla città della Speranza, dunque complimenti anche a Non Solo Sport. C'è la telefonata e sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Sì, Zanotto di Bassano. Prego Zanotto. Niente, volevo chiedere in generale una domanda in studio in generale. Che fine ha fatto il signor Baù? Che io l'ho visto giocare anche in altre squadre e mi sembra che è un giocatore di alta categoria. Va bene, tutto lì. Aspetti, mi fa piacere, grazie, adesso lo devo dire perché mi sta bene tutti che voi mandiate i messaggi con Baù e noi li mandiamo le telefonate, però insomma io credo che noi le mandiamo correttamente, dopo non pensino magari qualcuno che vabbè insomma Baù. Abbiamo già detto. Mi arrivano e cosa devo dire a te? Sono scelte che se ascoltava sapeva che Baù era fuori probabilmente non ha ascoltato all'inizio. O molto probabilmente insomma vabbè, Carlo Sabatini. No, ripeto in maniera telegrafica, è stata fatta una scelta e non abbiamo niente contro il giocatore, vedremo se sarà una scelta giusta o sbagliata. Fulvio, mandalo pure questo che Fulvio, se non parli di Venezia vuol dire che li odi, pensi che messaggi ti arrivano, Fulvio, anche qui. Assolutamente no, ho passato 2 anni bellissimi a Venezia, tra l'altro ho visto che ne sono passati prima di messaggi, ho passato 2 anni bellissimi, mi dispiace per quello che è successo, ma purtroppo le vicende societarie esulano dal calcio giocato. Quando giocavo io c'era Zamparini, questi problemi non ce n'erano e mi dispiace, seguo con molta apprensione l'evolversi della squadra, i risultati. Ieri è andata male, io faccio il tifo perché torni nel calcio che conta. È come tutti noi. Allora, ci arriva un messaggio oramai in giapponese, però non è giusto come lo scrivete, perché abbiamo imparato, lo sai Diego Bonavino, cosa hanno la qualità, diciamo, non la qualità, è sbagliato dire che questa frase qui, cioè per pronunciare bene un giapponese tolgono la R e mettono la L, lo sapevi che è così? Sì. No, non è proprio così, vedi che è sbagliato. E tutti non lo sanno, non è così. Allora? Tolgono la L e mettono la R. È l'opposto. E tutti invece noi eravamo abituati a sentire i giapponesi che invece dire borile dicono bolile. Ma perché io mi sono informato, ecco, quello adesso... che ascolti tu non è giapponese ma è cinese. Cinese. Sul è cinese no? Mettono la L al posto della R, bravo. Sul giapponese no. E voi lo sapevate perché tu non sapevi dire questa cosa. Tranne Fulvio che sa bene i numeri in giapponese, però è vero o no? È una R che è un po' diversa, nel caso in cui dovessi dire... Fulvio in giapponese come si dice? Furuvio, perché loro non riescono a fare i suoni tipo R, T, cioè secchi come i nostri, loro devono mettere una vocale in più, allora da Fulvio, italiano nostro, noi diremo i giapponesi direbbero Furuvio. Perché li aiuta a pronunciare meglio. Vabbè, Diego, hai capito così? Ti interessa? Non è male, oggi che il mondo sta cambiando è importante che questo no. Per esempio tu non conosci il russo come lo conosce Antonio Mazzacatti, delle volte si può parlare anche di questo. Fulvio, se non parli male, l'abbiamo già detto. E c'era quel nostro amico che diceva sempre che c'era una buca qua. Sì, è sempre fonda. Cercheremo di riempirla prima o dopo. Detto questo, insomma un po' ci si diverte, insomma delle volte oggi nelle trasmissioni anche sportive bisognerebbe un po' anche alternarle con qualcos'altro. Va bene, invece parliamo del Cittadella, andiamo dalle immagini, Stefano presente, Cittadella che ha avuto grandi occasioni a Cesena domenica. Cesena non è sprecate e non poi è un campo fortunato per le padovane, mi ricordo la sconfitta del Padova nel passato campionato ingiusta, stra ingiusta, perché
oltretutto anche decisa anche da alcuni errori della terna arbitrale. E ieri il Cittadella, come vediamo da queste immagini, ha avuto un gran primo tempo, ma nell'unica distrazione in cui è incappato a livello difensivo ha preso il gol, un gol che è pesato poi alla fine in maniera determinante, perché poi nel secondo tempo la partita è stata più equilibrata, qui siamo già appunto nel secondo tempo, il Cittadella ha avuto un'occasione solo con Ardemagni, il vecchio Antonioli. Ricordiamo che mancavano 3 giocatori anche. Sì, mancavano Castiglia, Oliveira e Pettinari, il vecchio Antonioli è uno che ancora a 40 anni si fa sentire con un'esperienza, come mestiere e tutto, perché ha fatto eccolo qui, il colpo di testa guardate che volo che fa, e quindi qui ha tolto la palla, e dopo la partita è stata più equilibrata, loro hanno avuto un paio di occasioni, qui Villanova para su Doprado, però diciamo che è il primo tempo che lascia il grande rammarico. Il Cittadella gioca un buon calcio, bisogna riconoscere, anche senza avere più il metronomo Iori in mezzo al campo e avere una bomber della statura di Meggiorini, è una squadra che viaggia sempre sul 4-4-2 classico, però secondo me fuori casa gli manca il Meggiorini dell'anno scorso, cioè un giocatore che era in grado da solo di fare reparto e spesso anche di risolvere le partite. Credo che questo sia dovuto un po' anche al fatto che Junco, che ieri peraltro ha debuttato positivamente, deve trovare il ritmo partita. Curiale non è ancora il Curiale che aveva stupito a Ravenna, e Ardemagni ha fatto cose buone ad altre, alternando cose buone ad altre meno, però è una squadra che secondo me se riuscirà a tornare ad avere un pochettino un passo più, a far tesoro di queste 2-1-0 che ha perso male sia Brescia che ieri, qualche punto fuori lo porta a casa, ma costruirà la sua salvezza secondo me al tombolato, a differenza dell'anno scorso che regalò praticamente metà, 3/4 del girone d'andata andando a giocare al Tenni, dove pareggiava soltanto e non vinceva mai. Carlo Lunga, Torino e Reggina uccideranno davvero questo campionato, come dicono tutti, perché dall'organico a disposizione? No, io penso uccidere no. Penso che alla lunga ce la faranno, però uccidere il campionato proprio no, perché per loro ogni partita sarà durissima. Quindi probabilmente lo vinceranno, saranno promosse tutte e due, ma ripeto, di sicuro non con 10 giornate di anticipo. Secondo Fulvio e Diego, secondo tutti voi insomma? Secondo me invece credo che alla lunga riusciranno a creare delle distanze rispetto alle altre squadre. Sulla carta sono le squadre più accreditate, hanno dei ricambi che possono giocare tranquillamente titolari, hanno la struttura, la società, lo stadio. Io credo che queste due squadre qui faranno un campionato a sé. Dopo mi auguro vivamente sempre di sbagliarmi e che magari il Padova riesca a trovarsi in Sì, io ci aggiungerei anche il Brescia. Anch'io la penso come Fulvio, ma secondo me anche il Brescia ha qualcosa come 6 punte, il Brescia, che può veramente mettere dentro i nomi nel bussolotto e tirarne fuori 2 a caso che fa sempre gol. Quindi io oltre a Torino e Reggina metto anche il Brescia. Ma sì, ma poi ce ne sono anche altre, perché il Lecce, a parte la sconfitta di ieri, anche perché ieri ha perso 3-1 in casa, ma se tu vedi la partita doveva vincere un 4 gol di scarto, sono andati giù 3 volte e hanno fatto 3 contropiedi, anzi dai un occhio a Carlo che sono molto bravi nelle ripartenze, perciò anche il Lecce io lo inserirei alla grande, senza dimenticare le altre squadre che hanno fatto bene l'anno scorso, Albino Leffe, il Grosseto stesso, anche se è partito in malo modo, cioè, ci sono delle squadre e poi c'è sempre la sorpresa, e io mi auguro che appunto il Padova sia... Ma il Padova secondo me dietro queste squadre qui è la prima delle outsider. Va bene, allora continuo, qualcuno ci dice Borile basta con il giapponese, qualcun altro invece saluta Ivano Ricci in cinese e in giapponese, noi stiamo diventando un po', come si dice, cosa c'è? Allora, non era un saluto il messaggio che è arrivato,
Cos'è? Ma diceva Ivano Ricci, Ichiban vuol dire, sarebbe tipo Ivano Ricci il migliore, no, il migliore, tipo sei un mito, insomma. Un complimento. Io sono giapponese, mi piace la trasmissione, mi pare. Ci potrebbero vedere anche dal Giappone, ci potrebbero vedere anche quindi dal possiamo Giappone. parlare in giapponese. E anche dalla Russia, dove ti sentiranno chiamare la pubblicità di nuovo, vai. Дорогие телезрители, мы ждем вас после рекламной паузы. Rieccoci, allora Antonio Mazzagatti, hanno detto i tuoi compagni di banco che non era lo stesso russo di prima, eh? Sì, ho allungato leggermente la formula per non tediare. Prima ho detto vi aspettiamo dopo la pubblicità, poi nella seconda versione ho detto cari telespettatori vi aspettiamo dopo la pausa pubblicitaria. Quante lingue conosci, Antonio? Dipende dal livello, perché sai, le lingue purtroppo vanno e vengono, nel senso che nel senso che ci vuole spazio qua dentro. Allora quando ne entra uno, l'altra tende ad uscire, per cui una caccia l'altra, insomma bisogna tenerle allenate, perché altrimenti... E tenendole allenate quante ne tiene il tuo... ma dipende dal livello, perché appunto ci sarà il periodo in cui magari ne coltivi più una e allora parli meglio quella, e le altre per un po' svaniscono o comunque si affievoliscono. E dopo 2 anni recuperi quella che magari avevi lasciato da parte, la quale ritorna dentro ma caccia a sua volta quella che magari prima parlavi meglio. Non mi dici il numero, però abbiamo capito. Ivano riceveva lo slogan lo scorso che ha portato bene tanti nostri telespettatori, e anche per strada mi diceva che oggi a Mestre l'hanno fermato anche a Mestre, dunque qui presente lui me l'ha appena detto, gli richiedono uno nuovo slogan. Lui ce l'ha già, però ha detto io lo dico solo se mi dà il benestare il mister Sabatini. Com'è? Lui, cioè devi dargli via libera. tu dici, dici, tu puoi dire il nuovo slogan, preparare. Non ce l'hai già in testa? Come non posso dargli il via libera? Ha tenuto duro l'anno scorso anche nei momenti più bui, quindi via libera. Dai. È andato bene. Pensi di farlo entro un anno o ce l'hai già? Lo Poi faccio... stasera? No. Lo so perfettamente. Ma che non lo sai. Lo so perfettamente. Forza Maifredi. Lo so perfettamente, lo devo tirare, vedrai che io mi auguro di tirarlo, pensa, siccome lo so perfettamente, mi auguro di tirarlo fuori più tardi possibile. Ma perché non te lo ricordi? Bonavina sei sempre affascinante senza baffi e pizzetto, anche senza baffi e pizzetto. Bonavina sei sempre affascinante, una serata davvero di questa sera alla trasmissione. Si è accorto che mi sono tagliato baffi e pizzetto. Pensa a te, sicuramente... 12 anni che non... No, stiamo diventando una trasmissione di servizio questa sera, così insomma faremo anche... Facciamo anche i nomi dei barbieri, noi i barbieri, tutto, vediamo un Fulvio che è stanco. No, sto cavolo, adesso chiudiamo Fulvio, direi tutto. Allora, a parte gli scherzi, dai, siete sempre così, voi quando non c'è la partita poi vi hanno... No, è che quando vedo questi messaggi qua, Bonavina è sempre affascinante, cioè abbiamo raggiunto... Una volta facevano un programma che si chiamava Quelli della Notte, dove c'era uno che era Pazzaglia, sì, che diceva non è... che lui faceva così, che il livello era basso, molto basso, e dopo è un brutto uomo, Diego. Ascolta, catalano, com'è? Pazzaglia è catalano. Vabbè, detto questo, Carlo, questa squadra davvero, voi avete cercato di costruirla una squadra tosta, una di quelle squadre che in Serie B si fanno rispettare, cioè una non dal bel gioco, anche naturalmente dal bel gioco, però non so se riesco a spiegarmi bene, non vorrei sbagliare, una squadra concreta, adatta alla categoria. La domanda è, questa squadra adatta alla categoria, se a gennaio dovesse essere in posizioni importanti, la società vi potrà dare una mano, intendo il Presidente ovviamente, per anche raggiungere, non so, le prime 6 posizioni, punto di domanda? Lo sapevo che veniva fuori. No, ma non c'è dubbio che il Presidente, se ci sarà da fare qualche intervento, come sempre è disponibile, però veramente non è, voglio dire, una frase fatta, ma stiamo coi piedi per terra, abbiamo fatto appena 2 partite, non abbiamo fatto veramente ancora niente di importante. Andiamo avanti così poi vedremo su tutti i discorsi che faremo più avanti. 20 anni che sei a Padova più o meno, è cambiata l'atmosfera completamente, Carlo. Cioè,
il sentore, la gente non viene a Bresseo, finalmente dico, dopo anni di sofferenza, anni di critiche, come diceva sia Fulvio, Diego, Stefano, il sottoscritto, perché le critiche venivano per forza, perché dopo 11 anni che non si raggiungevano gli obiettivi, avendo una società economicamente importante, era normale che venissero. Adesso è cambiata completamente aria, è cambiato, si è girato il disco. È vero, lo percepisco io per primo, ma un po' tutta la squadra, tutto l'ambiente, c'è più serenità, c'è meno pressione fra virgolette, nel senso che si è consci di aver raggiunto comunque il risultato che tutta la città si aspettava, tutta la Padova sportiva si aspettava, e questo ci dà serenità, tranquillità, e lavoriamo indubbiamente meglio. E questo lavorare meglio vuol dire che... Comunque tutta questa pressione, Carlo... No, pressione, ma non guarda che io quando dico pressione... La settimana scorsa ho detto sì, sono stati bravi in certi momenti a dire che c'era pressione come scusante, eccetera, però ma non è una voglio dire, scusante. adesso non è andato via nessuno, perciò voglio dire, tanto male qua a Padova non assolutamente, ci mancherebbe. No, ma io intendo dire le aspettative erano alte. Tutto l'ambiente era carico di aspettative che non venivano raggiunte, purtroppo questo generava una pressione, dico pressione, ma non voglio dire che ti venivano a prendere poi il fucile a casa, assolutamente no. Quindi ribadisco però che si avvertiva nell'ambiente questo obbligo di dover vincere a tutti i costi, che ogni partita che si andava in campo dovevamo stravincere, lo avvertivamo e probabilmente in qualche misura ci condizionava. Questo quest'anno non c'è questo. L'obbligo arrivava anche dall'interno della società, Carlo. Assolutamente, la società non ha mai nascosto le proprie ambizioni, il Presidente ha sempre detto che voleva vincere a tutti i costi e quindi credo che sia legittimo da parte sua e per fortuna tutto ciò è avvenuto. Chi era Lappiani quando il Padova era in Serie B e non si andava mai in Serie A? Viveva la stessa situazione, c'eri, appunto, l'hai vissuta, lo sai. Si diceva sempre ma Pugina non vuole andare su, questo e quell'altro, Fulvio ha giocato, lo sa, c'era sempre questa ossessione, 32 anni per aspettare la Serie A. Quindi abbiamo aspettati 11 per ritornare in Serie B. Francamente, io lo dico, nessuno di noi era contento della situazione in cui si era, perché non fa comodo a nessuno, né ai giornalisti, né agli ex giocatori, né ai tifosi, né ai diretti protagonisti, restare in Serie C. Che cosa ci guadagnavamo? Nulla. Chiaramente, ottenendo un certo risultato, è chiaro che finalmente ti sei liberato, dicevo oggi in radio, da una cappa, da un senso di oppressione che un po' come era quel periodo finché non si andava in Serie A, quando alla Piani si giocava e tutti dicevano ma il Pugina vuole stare in Serie B, non vogliono andare su, l'anno in cui Fulvio ci portò via addirittura la promozione perché fece gol col Piacenza a Cosenza e arrivavamo quinti e via dicendo, fuori dalle 4 che andavano su, cioè era tutta una situazione di questo tipo. Adesso sinceramente è come veramente aver cambiato aria, atmosfera. Io credo che da qui si può ripartire con promesse e promesse adeguate a quello che è la categoria, ma anche con un gruppo come voi. Io ritengo che qui sia stata la svolta fondamentale, ripeto, a febbraio. Da lì è ripartito tutto finalmente nel senso giusto. Certo, sono d'accordo. Vabbè, siamo in chiusura. Allora, pronostico, Frosinone Padova, Antonio Mazzagatti. Veloce, via. 1 X o 2? X. Diego Bonavina? 2. Fulvio Simonini? X. Stefano Edel? X, mi auguro la stessa partita di Reggio. Ivano Ricci? 2. Benissimo. Avete visto Ivano Ricci è stato... il mister? Non ne posso chiedere al mister, lui non mi risponderebbe. Oppure si augura che il Padova torni con qualcosa nel saccoccio, però... Diciamo così, senza dire niente, c'è una risposta ufficiale e quella vera, non diciamo niente. Non diciamo niente, vabbè, allora siamo in chiusura. Ovviamente Carlo le mani ce l'aveva sempre sotto il banco. Le ha ancora sotto il banco, no, le ha fuori adesso il banco, le ha fuori. Va bene, allora io ringrazio Antonio Mazzagatti. Cosa c'è? È stato carino il messaggio. C'è scritto Fulvio, a me piaci più te di Diego, firmato Osvaldo. Giuro che non sei un grande Osvaldo. Giuro che non sono geloso, Giuro che non sono geloso. Vabbè, vedete che leggete i messaggi di Tony. Perché, risaluto Antonio Mazzagatti, in bocca al lupo per la radiocronaca. Ricordiamo, sabato dalle 15 su Easy Network 98.7, pre-partita di Antonio Mazzagatti, poi radiocronaca di Frosinone Padova. Ricordo, Easy Network 98.7.
58,7. Se avete l'RDS bloccato in macchina, altrimenti correndo per la strada trovate un altro canale sempre di Easy Network, non sentite più Antonio Mazzacane. Ecco, e scusa, a chi si trovasse fuori zona, segnaliamo anche in questo caso la possibilità di seguire la radiocronaca via internet in streaming al sito www.easynetwork.fm. Come si dice www.easynetwork in russo? Praticamente nella stessa maniera. Saluto Diego Bonavina, è stato un piacere. Ciao, grazie Giorgio, buonasera. Saluto Fulvio Simonini, come sempre lo è, un piacere. In bocca al lupo Carlo, è stata una bella avventura quest'anno, speriamo lo sia altrettanto e lo sarà anche in questo di Serie B. Bene. Grazie Stefano Heller. Grazie a voi. Mauro Ricci, grazie di esistere. Grazie si dice a te. così, Sì. aspettiamo tutti il tuo slogan, va bene? È già pronto. È già pronto. Saluto Elisabetta Corazzi in redazione e tutta la regia, saluto la bellissima Eleonora, devo dire Eleonora Eva Bonetto, perché lei vuole che venga chiamata Eleonora Eva Bonetto. Mataraishu, alla prossima settimana. Cosa vuol dire Mataraishu? Alla prossima settimana. C'è una parola. Materasso. No, ha detto una parola, vabbè, ascoltate. Mataraishu. Sì, vabbè, c'è una parola solo, ho detto tutto così, va bene. E se non vi siete stancati, alle 1:30 c'è la replica, guardateci. E noi ci vediamo domenica prossima. Ciao a tutti.